Abbiamo iniziato un percorso, ora logicamente le aziende, le società si dovranno incontrare e trattare il problema a livello economico. Trasformare l'emergenza che impone un ridimensionamento del granchio blu in laguna in un'opportunità di sviluppo economico di livello internazionale. Tramite l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, il Comune di Venezia si è posto in un ruolo di intermediario tra le realtà imprenditoriali della pesca e un mercato pronto ad essere punto d'arrivo di esportazioni come quello della Corea del Sud. Coreani amano moltissimi branchio blu, causa della carenza di branchio blu in Corea. La Corea importava molti branchio blu dall'estero. Se la Corea può importare branchio blu dall'Italia, ci sarà reciprocamente vantaggioso per la Corea e Venezia. La fattibilità del progetto, ha detto Costalonga, è possibile grazie al supporto indispensabile di operatori esperti del settore che garantirà ai consumatori coreani la possibilità di disporre di un prodotto lavorato secondo i migliori standard qualitativi. Il prossimo passo sarà formalizzare accordi commerciali e procedure operative. La Regione Veneto ci auguriamo che sia al nostro fianco, e sicuramente lo sarà, per fare in modo che le nostre aziende riescano ad essere competitive, a abbassare i costi il più possibile per far decollare questo progetto.